Il 2010 resterà per molto tempo territorio sommerse per diversi giorni. In concomitanza con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, la Regione ha predisposto un piano generale di messa in sicurezza idrogeologica affidato a specialisti con a capo un luminare, il professor Luigi Dal Paus. Servono 2,7 miliardi di euro, cui vanno aggiunti i danni delle alluvioni nell'ultimo triennio, quantificabili in altri 475 milioni. Avendo già realizzato opere per 402 milioni, i 2,8 miliardi che mancano all'appello, il Veneto li chiede al governo Renzi. Le opere sono tutte in fase di progettazione, considerate che l'eredità che abbiamo avuto è un'eredità di un'alluvione del 2010 e di una programmazione pressoché assente, quindi tutto quello che si è fatto dal 2010 ad oggi è evidente: 400 milioni di euro già investiti, 925 opere e rimanente 2 miliardi e 800 mila euro di opere da cantierare, da realizzare e in parte anche da progettare, ma noi siamo pronti. Il Presidente della Regione ha presentato un dettagliato dossier sul dissesto del Veneto, che è stato prontamente inoltrato anche al Presidente del Consiglio, ma pure ai Ministri dell'Economia e della Tutela del Territorio e ai segretari dei partiti veneti. Ma non c'è solo la situazione veneziana, il veneziano è una situazione critica, c'è il Piave, c'è il Bacchiglione, c'è la città di Vicenza, c'è la Monteforte d'Alpone, ce l'hanno l'Adige, ce l'hanno un po' tutti i bacini idrografici. Diciamo che l'emergenza c'è, è un'emergenza forte e va risolta, noi dobbiamo avere le risorse, anche perché noi paghiamo le tasse, 21 miliardi di queste tasse restano a Roma ed è bene che tornino a casa. Questa è una partita, ha sottolineato il Presidente, su cui si deve fare squadra senza casacche. Il Presidente Renzi ha detto in più occasioni che lo Stato ha a disposizione 2 miliardi per il dissesto idrogeologico del Paese, considerato prioritario, ma che non si sa come spenderli per mancanza di progetti cantierabili. L'esempio macroscopico è Pompei. Beh, per noi è un po' una sfida, no? Abbiamo lavorato in questi 3 anni per cantierare 400 milioni di euro di opere, ne abbiamo altri 2 milioni e 8 di fatto pronti da mettere in cantiere, ma non abbiamo i soldi. Siccome si dice a livello nazionale che sono tutti questi soldi, sono 2 miliardi, andiamo al vedo. Si finanzino le opere di quelle regioni che sono pronte a fare i lavori, altrimenti finisce come Pompei, soldi stanziati e opere non fatte.